Navighiamo dall'isola d'Elba verso sud, fino alle isole Pontine e poi a ovest, fino alla Sardegna, lungo le coste del Tirreno, per mare e per terra, con qualche puntata anche all'interno, sulle tracce degli antichi navigatori che per primi colonizzarono il Mediterraneo. Siamo un equipaggio, anzi una troupe, e abbiamo una missione: raccontare l'impresa degli Argonauti, i mitici antesignani dei popoli del mare, di cui fecero parte i Tirreni, cioè gli Etruschi. Siamo arrivati all'isola di Giannutri, ancorati in una baia affollata. Tanto che un inesperto diportista ci sta venendo addosso con la sua barca. Cioè ha detto, no, ma se poi mi viene addosso io mi sposto. Cioè, scusate, prendete Veloce. Non avevano dato abbastanza ancora, quindi hanno iniziato ad arare e ci sono un po' venuti incontro. Sempre pronti coi parabordi, sempre. Andiamo incontro all'altra stagione, sono cose che capiteranno ancora. Con una manovra velocissima io e Eliana abbiamo salvato la prua. Io ho detto a Eliana, parabordo, l'Eliana è andata a prendere il parabordo a un certo punto, ma ti ha detto il parabordo! Era già lì, eravamo già lì. Un secondo. Mentre Elio l'ha documentata tutta. E per documentare ovviamente c'ho l'accaduto, senza dubbio solo l'accaduto. Il parabordo hai documentato? Questo è uno dei parabordi, sicuramente d'effetto. Beh dai, è pronta la pasta. La paura, no? Viene esorcizzata dalla pasta. Buono, pasta con la bottarga. Tu l'hai vista la balena? Sia a Portoferraio, quando sono entrate all'interno della Darsena, sia in mare. Elio è un biologo marino, lui sì che ha visto le balene e sa tutto. Le vediamo magari dall'altro tramite survey che possono essere da imbarcazioni, da aereo. Esistono anche dei whale watching, cioè escono fuori con imbarcazioni e fanno avvistamenti. Ora c'è un certo tipo di regolamentazione che vuole anche un po' ordinare questa cosa, proprio per non creare poi disturbo anche a questi animali. Ricordiamoci che noi praticamente qui siamo nel santuario internazionale dei cetacei, che è un accordo internazionale per la salvaguardia dei cetacei marini. Io le ho viste le vavao, le balene. Mi sono presa paura, perché hanno detto adesso buttatevi. Come buttatevi? C'è la balena. Allora io sono andata giù e ho visto una roba enorme che affiorava su. Era il piccolo della balena. Beh, però adesso sbarchiamo a Giannutri. Ciao! Adriatica! Stiamo scendendo su Giannutri. Andiamo a cercare una location. Ora vediamo che succede, ci sarà da ridere. Vedrai Pietro che ti piace fare il travestito. Se fossimo alle Galapagos ci sarebbe. Andiamo. Quale? No? Bello! Verde, vegetazione. Mi sa che stiamo percorrendo un'antica strada romana, rifatta, rimessa a posto, eccetera, però è tutta fatta di sasso, insomma. Abbiamo dato ancora qui, siamo scesi qui, abbiamo fatto più o meno questo sentiero, ora dobbiamo andare verso nord e quindi andiamo di qua. Aug, nave 5, Oleandro, bellissimo. Stefano, che è un aspirante guida turistica, ci dice tutto dell'isola. L'isola a quanto pare è stata abitata già nel V secolo a.C. dagli Etruschi. E il segno principale è una villa romana alla quale purtroppo non siamo potuti accedere del I-II secolo d.C., Villa Agrippina, nella quale tra l'altro ha abitato anche il garibaldino Adami, che aveva fatto appunto la spedizione dei 1000, ha vissuto lì con Marietta, che era sua nipote, ma poi hanno avuto una storia d'amore molto intensa. Narra una leggenda che Marietta, o meglio il suo fantasma, giri per l'isola di notte lanciando delle urla disumane verso il Giglio, perché è lì che hanno sepolto appunto Adami.
quella lì. Cioè la scalinata non è che sia un granché e la colonna è di cemento, ma con il capitello sopra, possibilmente speriamo che si appoggi il gabbiano, levando i bagnanti, potrebbe anche andare. Diamo qualche costume anche a loro, così li coinvolgiamo, coinvolgere. Dai, coinvolgi. Così abbiamo delle comparse. Come si chiamano? Ci Avanti sono- con i figuranti! Mannaggia, ma che megafono! Abbiamo il capitello, la scalinata, la luce è anche giusta, ma non dobbiamo tardare troppo. Il mare calmo, la gente se n'è andata, adesso devono arrivare. Eccoli! Gli attori principali e personaggi. Giasone giovane. Stiamo ricostruendo l'arrivo di Giasone dal re Pelia, suo zio, che gli ha rubato il regno e che per disfarsi di lui lo spedisce alla conquista del Vello d'Oro. È troppo? Barbone, comprati un'altra scarpa. C'è uno specchio. Cosa dovrei fare ora? Fa un caldo pezzo. Schiavo. Dovete essere ieratici. Vai, via! Il regno è tuo, guarda. Il regno te lo lascio. Ma direi che fanno un buon profumo. La luna e la botte sono piene e la moglie è ubriaca. Sono stati bravi, eh? Abbiamo fatto anche questa scena. Adesso grigliatina. E si magna. Per il piacere anche dei piedi, che hanno goduto tanto oggi. Quando serve il vento non c'è mai. O è troppo poco, o viene dalla direzione sbagliata. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo salpato l'ancora stamattina all'alba da Giannutri Andiamo al porto turistico Riva di Traiano. verso Civitavecchia. Quante miglia erano in tutto? 33 miglia. Vento assente, mare calmo. Velocità di crociera? 8 nodi. Cosa visiteremo una volta giunti al porto? Tarquinia, una tappa fondamentale della storia dei popoli del mare, cioè degli Etruschi. Una convention sul gabinetto. Esatto, vi faccio vedere subito la... Carlotta, la skipper di Adriatica, spiega a Eliana e a Valentina che cosa non fare in barca. Intanto le prese, non attaccateci assolutamente i phon. Intanto andiamoci piano con l'acqua, perché siamo in tanti a bordo, eccetera. Valentina sta capendo che non sarà facile curare l'aspetto estetico come al solito. Lei è disattenta, sicuramente farà qualcosa. Quindi cosa fa? Va in blocco? Mattia e Carlotta stanno attaccando il desalinizzatore. Stiamo accendendo il disalatore perché abbiamo quasi finito l'acqua, abbiamo paura che si possa disinnescare l'autoclave. Siamo in tanti, facciamo delle docce molto lunghe, abbiamo bisogno di acqua. Il manometro non segna la pressione. Va regolato con un'apposita manopola in base all'acqua che gli arriva, o salata o quella dolce dopo del lavaggio. Comunque adesso arriveremo nel porto, ci riforniremo d'acqua. Ora sta dando questo problema, ora è andata a vedere il captain, vediamo. Lascia, Pat! La musica è drammatica, ma stiamo semplicemente per entrare nel porto turistico di Civitavecchia, a Riva di Traiano.
adesso abbiamo attraccato, poi adesso mettono giù il ponticellino e andiamo giù nel molo. Suona proprio bene. Il ponticello, secondo Eliana, la passerella, secondo la prassi. Non contenta di aver consumato l'acqua di bordo, forse Valentina va a farsi un'altra doccia, ma a terra. I ragazzi qua si lavano molto e quindi hanno consumato parecchi litri. Questa proprio è la classica struttura architettonica del marina, cioè del luogo in cui appunto c'è il diporto turistico marino. Un marina non è solo un barcheggio, parcheggio per barche, è un vero campeggio per barche, dove ci si ripara e ci si ritrova. Questo skipper cubano ci ha portato in giro per i Caraibi. Ciao. Ma è Tony che ci ha accompagnato ai Caraibi anni fa. Se parte, ragazzi. Mi ricordo benissimo, come posso dimenticarlo. Che sogno, ambedue. Si è capito che tu sei felice, ma io sono preoccupato del mal di mare. Tutti a mettersi la cremina, non voglio storie. Tony non ne ha bisogno. Lui sì che è l'unica nota estetica della barca. Adesso Tony è il comandante di una barca bellissima, famosa. Sei passato dai catamarani. Scaffi. Ma questo non è un monoscafo, questo è un megascafo. Dimmi che barca è? Un Southern Wind 100 piedi. 100 piedi, madonna, 100 piedi sono 30 metri, Sì, giusto? 31 metri e mezzo. Chissà se gli armatori ci danno la possibilità di visitare questa barca tutta in Kevlar. Sarebbe bello visitare una barca come questa. Almeno una barca come si deve la vedete. Anche i nostri amici sono curiosi e Tony ci fa salire a bordo. Venite. Comunque questa barca appunto di 100 piedi, 4 persone d'equipaggio, 8 ospiti, ma 8 re, nel senso che è una magnificenza, guarda. Quanti nodi fa questa barca? Siamo arrivati a 19,06 e dopo con poco vento camminiamo a 13-14 facilmente, senza problemi. Che è un'enormità, insomma. Adriatica con poco vento fa dai 6 agli 8 nodi, con molto vento poi è arrivata a 12. Questa è molto veloce, dopo è molto leggera perché è tutto Kevlar di carbonio. Sì, leggera fuori, ma dentro qua è legno massiccio. Salotte di pelle, mobili di pregio e anche il marmo nei bagni. Marmo esteriormente, ma dentro un nido d'ape che lo alleggerisce. Di carbonio. Però adesso, a parte gli interni, che lo so che a te interessano, però vai a vedere un po' l'armo, come è stato fatto. Ah sì, va bene, velisti per caso sì, ma velisti. Andiamo a vedere com'è armata. Tony, è una barca vera. Qui il lusso si coniuga con la navigazione vera perché è armata a sloop, no? Sì. Un albero lungo quanto? Alto? 42 metri in carbonio, a un solo pezzo. Quando è arrivato in Sudafrica pensa a una scatola di 46 metri. È arrivato scatolato, tutto quanto. C'ha la randa che si avvolge nel boma. Esatto. C'è della gente che non si fida e dice che insomma... No, ormai questi boom avvolgibili, quelli moderni, non hanno problemi assolutamente, ormai vanno tutti molto bene. La cosa bella di questa barca è che appena c'è sta un pochino di vento, proprio subito metti le vele e vai più veloce che col motore, quindi fa piacere andare a vela. Questa è una barca stupenda davvero. Che invidia! Vorrei inventarmi qualche malignità, ma non mi viene. Sì, no, forse il parabordo che con quel simbolo sembra quasi graffiata, allora uno la guarda come no, caspita, questa barca l'hanno graffiata. Hai ragione, il parabordo, Sono meglio i parabordi di Adriatica. Moglie e buoi dei paesi tuoi. Adriatica è Adriatica. Ma secondo me Valentina si sentirebbe più a suo agio sul Southern Wind di Tony. Io, ecco, così mi sento me stessa. Perché senza trucco e senza pettinarmi e vestirmi non riesco a essere, non so, mi sento a disagio. Per andare in palestra la mattina ti trucchi? Io mi alzo la mattina, mi vesto, mi trucco, vado in palestra, poi torno a casa, mi lavo, mi vesto, mi strucco, mi ritrucco e vado al lavoro. Poi se esco la sera, torno a casa, mi rilavo, mi rivesto, mi ristrucco e mi ritrucco. Sai che è anche difficile capire. Allora, mi trucco, mi ristrucco, vado, mi lavo, mi perdo, no, aspetta. Cosa no, ti diceva la tua mamma quando usciva con te?
e mi diceva che comunque mi devo truccare sempre e vestire perché sennò insomma si sente anche lei un po' in difficoltà. Infatti questa vacanza mi ha insegnato qualcosa. Che cosa? Che Si può anche stare senza trucco, in pigiama o in mutande. Con della gente proprio così, senza molte regole come siamo noi, ma c'è il periodo prima di Adriatica e dopo Adriatica. Con Adriatica ha imparato che si può tranquillamente stare in mutande, in pigiama, senza lavarsi anche per un po', che poi è anche ecologico, struccati e farsi riprendere lo stesso, impara da me. Quante docce siamo giustificati a fare a bordo? Una al giorno. Se proprio dovete. Pronti per andare a Tarquinia, al sito archeologico di Tarquinia, in vari luoghi, in vari punti. Andiamo. Mentre andiamo, passiamo a prendere un amico alla stazione. Nicola. Erba buona. Ciao. Sono in due, Nicola e la sua chitarrina. Nicola è un cantante reggae. Erba buona. A me piace l'erba buona, quella della montagna, che cresce nelle colline che stanno sopra Bologna. Da quando è che hai cominciato a suonare il reggae? Sarà 10 anni ormai. Ma eccoci al sito archeologico di Tarquinia. Sai che davvero sembra di essere a Troia, no? Per il fatto che laggiù poi c'è il mare, come a Troia. Non è facile trovare una città etrusca con le sue costruzioni, no? Non è facile perché loro facevano i basamenti anche dei templi, delle case in pietra e l'alzato era in legno e terracotta, quindi non è più rimasto nulla. Quindi queste che cos'erano? Mura e magazzini. Siamo già dentro la città in questo punto e la porta vera e propria è più in basso e aveva un fornice, un arco e ha un'entrata obliqua, anche per un problema di difesa, perché se il nemico entra poi dopo si trovava spiazzato perché in realtà la porta poi divergeva. Prima non si cinge di mura la città perché non ne aveva bisogno. Infatti erano, assieme ai Fenici, i dominatori del Mar Tirreno che si erano spartiti. La parte nord agli Etruschi appunto, la parte sud dal Circeo in poi ai Fenici. Agli inizi del V secolo ci fu una grande battaglia navale, la battaglia di Cuma, davanti alle spiagge di Cuma, tra i siracusani e gli Etruschi perdono e quindi i siracusani diventano una delle potenze del Mar Tirreno, diciamo. Roma e Cartagine fanno un patto tra loro e inizia il Mare Nostrum. Ma prima dei Romani, noi tutti eravamo Etruschi. A Bologna siete un po' etruschi? Noi siamo etruschi. Abbiamo uno che è nato vicino a Marzabotto, a Misa, ecco. Infatti Nico sente il richiamo dell'etrusco che è in lui. Addirittura sente la sua origine troiana. Enea. E si sente Enea sulle mura di Troia che deve fuggire dalla sua patria e arrivare fino qui, in Italia. Che cosa avete scoperto? Ci siamo un po' informate della società matriarcale degli Etruschi e poi così parlando, noi siamo di Bologna, lei è di qua, però ci siamo scoperte essere tutte dell'Etruria. Ci è venuto in mente di fondare, chissà, magari un movimento per l'Etruria, no? Come esempio culturale. Etruria libera. Etruria libera. Perché era molto matriarcale questa società, davvero? Nelle iscrizioni delle tombe o nei documenti che loro trovano ci sono sempre il nome del padre, quindi nome e cognome dell'uomo, ma c'è anche il nome e cognome della donna. Infatti Zoe, come ti chiami? Proversi giusti. Giusti! Zoe ha anche il mio cognome, ottenuto con una petizione al capo dello Stato. Come in Spagna e nei paesi latini. Vedi? Sei un'etrusca, a tutti i livelli. E le donne etrusche, cosa che scandalizzava i greci e i romani, erano presenti ai banchetti. Perché il simposio è composto solo da uomini, invece il banchetto è composto da uomini e donne. Come si vede negli affreschi del museo. Ma ai banchetti non mancavano mai i musici ad allietare gli ospiti. E li abbiamo anche noi.
i ludi scenici. Ciao. Ciao Rossana. Ciao. Ludi Scaenichi. Scaenichi. Pronuncia antica. Sono stati i primi spettacoli che non avevano testi, non avevano scopi religiosi, diciamo, era anche musica e spettacolo proprio, anche fino a se stesso. Quindi vogliamo ricreare quella situazione, Sì. una situazione di simposio con la musica e il ballo di come si faceva allora. Sì, sì, sì. Oh là, ma qui siamo già pronti. Crateri, bellissimo. È storico, i banchetti si tenevano nei parchi, all'aperto, tra le verdure e noi abbiamo addirittura a disposizione le grotte ipogee etrusche di Tarquinia. Le classiche grotte ipogee, le classiche grotte scavate nella roccia con simboli particolari, strani. Tu fai il servitore di scena, poverino. Ok, proviamo a fare un'entrata. Azione! Bellissimo, bellissimo. Ma adesso serviamo il vino per Bacco. Vino. Anche perché se no non possiamo interpretare al meglio questa situazione. Fuflun, a fuflun, a fuflun. Alla fine si mangia all'etrusca, panzanella fatta con cipolle e acciughe, crostini con olive, fegatini e pesto. Pesto c'era, lo potevano fare il pesto? Sì, perché i pinoli Ce l'avevano. Il basilico? Il basilico. Di certo c'erano i ceci per la zuppa e il maiale per la porchetta. Fantastico! Pane? Pane senza lievito. Senza lievito. Cos'è che non va bene? Il pomodoro. Non c'era ancora perché era? È venuto dall'America. Il pomodoro Era in e la America. patata. Il pomodoro e la patata non c'erano, ma si arrangiavano bene lo stesso a mangiare cose meravigliose. Facevano così gli etruschi, mangiavano con le mani. E giustamente Elio diceva, siamo un po' freddati, dico ma meno male perché mangiare con le mani, insomma. Come avete fatto a ricostruire questa possibile danza? Questa è una bella domanda. Io infatti sono sempre molto in crisi, tutte le volte che mi muovo, perché da una parte lascio trasportare dalla musica, per cui mi sono immaginata questa cosa. Ho letto dei testi e poi l'iconografia, in realtà. Un po' di cose che mi hanno colpito a me, questo fatto che comunque era una danza di tutto il corpo, che non si invecchiava mai, vabbè, probabilmente anche perché morivano prima di noi. Cerchiamo proprio nell'iconografia adesso di vedere se ci sono dei gesti ricorrenti, poi ci basiamo appunto sugli strumenti, cerchiamo di esplorare tutte le possibilità. Voi sapete da dove venivano già all'epoca, documentato proprio nella storia romana, le danzatrici più famose che suonavano con i crotali, gli antenati delle nacche erano i crotali, venivano da Cadice ed erano famose per come muovevano il bacino, cioè già dall'epoca venivano dalla Spagna insomma a ballare con le nacchere, poi è diventato flamenco insomma. Sì.
Adesso vi faremo un brano dedicato alla nostra divinità preferita. Fuflum per gli Etruschi, Bacco per i Romani, Dioniso per i Greci. Era un rito, diciamo, soprattutto femminile, anche se poi a un certo punto poterono entrare anche le persone di sesso maschile, soprattutto i ragazzi giovani. Bacco, Fuflum, Dioniso è considerato l'inventore del vino, per cui durante questi riti appunto si beveva un sacco, si facevano fuochi, si danzava, si suonava. Ci è tramandato dagli storici che il grido delle baccanti o delle menadi era Ewe! È buono. È la prima volta che beve il vino. Benissimo, siamo tutti ubriachi e alla fine di questa tappa sulle rotte dei popoli del mare. E vi aspettiamo più sobri alla prossima puntata.